Operazione antiterrorismo a nord-est, indagine su Instagram e chat, scoperto dalla polizia di Trieste e Udine un minorenne italiano di origine algerina radicalizzato, secondo gli inquirenti era pronto un attentato a scuola. La denuncia shock dei genitori di Livio Cinetto, 16enne veronese che nel 2012 si tolse la vita, fu vittima di bullismo, spiegano. 4 colpi d'arma da fuoco contro la porta finestra dell'abitazione di un operaio, l'inquietante episodio a Castelgomberto, indagini dei carabinieri. La motrice di un treno merci e un'automobile si scontrano al tronchetto vicino a un passaggio a livello privo di sbarra, miracolato il conducente della vettura. Sono più di 300 gli automobilisti multati dalla Polizia Stradale di Padova durante il lungo ponte Pasquali, in azione il nuovissimo telelaser binocolo. Giro di vite della Polizia Locale Treviso sulle auto immatricolate all'estero che circolano tranquillamente nel nostro territorio per non pagare bolli e tasse, scattano le super multe. Sport, basket, a fine stagione smetto l'annuncio del capitano della Reyer, Thomas Ress, deciso a lasciare il basket giocato dopo 20 anni sui parquet, per lui 7 scudetti, 6 con Siena e poi quello storico con Venezia. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e subito in primo piano la cronaca di una indagine antiterrorismo a nord-est, perché un minorenne italiano di origine algerina è stato individuato dalle forze dell'ordine di Trieste e Udine in quanto uno dei principali indiziati nella gestione di chat private e gruppi chiusi di messaggistica utilizzati per la istigazione ad atti di terrorismo e contro l'umanità. Secondo gli inquirenti poteva essere pronto anche a un attentato in una scuola. Salve, come faccio a far passare una cintura esplosiva attraverso le porte automatiche? Questa è soltanto una delle frasi scoperte dalla Polizia di Stato all'interno di chat private e gruppi chiusi di propaganda a favore dell'ISIS tramite l'applicazione di messaggistica istantanea Telegram sul canale denominato Chi la fa News Italia. Gli agenti delle forze dell'ordine, attraverso una serrata e complessa attività tecnico-investigativa avviata nel dicembre del 2016 dai militari di Trieste e Udine, in stretto raccordo operativo con i poliziotti delle Digos del capoluogo giuliano e di Udine, coordinati dalla Procura per i minori di Trieste, hanno individuato la presenza di un italiano minorenne di origine algerina all'interno di una rete di cyberterrorismo. Secondo gli investigatori il minorenne sarebbe stato pronto a realizzare un dispositivo rudimentale per compiere un'azione nella scuola da lui frequentata. Grazie ai servizi di pedinamento, in collaborazione con le Digos territoriali, è stato sottoposto a controllo lo zaino del ragazzo, dove sono stati trovati diversi documenti manoscritti in lingua araba, ingente materiale informatico e una bandiera dell'ISIS realizzata manualmente dallo stesso giovane. Il ragazzo istigava altri utenti a commettere delitti di terrorismo e contro l'umanità. Il puntuale intervento della Procura dei minori e della Polizia di Stato ha consentito di superare la mera fase accertativa della responsabilità penale del minore e soprattutto, grazie agli strumenti messi a disposizione dell'ordinamento, l'avvio di un delicato percorso di recupero e deradicalizzazione reso possibile dallo scollegamento del giovane dalla rete del cosiddetto cyber jihad. I poliziotti hanno constatato come all'interno del canale, risultato essere tra i principali veicoli della narrativa del califfato, venivano pubblicati messaggi di propaganda dello Stato islamico, originariamente prodotti in lingua araba dai diversi official media del califfato e tradotti in lingua italiana, rivolti in particolare ai cosiddetti lupi solitari presenti sul territorio nazionale. Per tale motivo all'indagato è stato contestato il reato previsto dall'articolo 414 per aver compiuto attività di proselitismo a favore dell'ISIS, mediante diffusione e traduzione di contenuti propagandistici sui predetti gruppi, aggravata dal fatto che veniva compiuta attraverso strumenti informatici e telematici. Una notizia giunta da poco in redazione, il blitz di una cinquantina di appartenenti ai centri sociali alla sede di Leonardo Finmeccanica di Tessera, nel veneziano, come protesta all'attacco dello Stato turco e delle bande jihadiste contro la popolazione di Afrin. Un'azione durata una trentina di minuti, è stata svolta senza incidenti. L'intervento della Digos lagunare è stato decisivo per far allontanare i manifestanti che si sono sciolti dopo aver lasciato alcune scritte sui muri esterni all'azienda e appeso striscioni contro il premier turco Erdogan. E ora la denuncia shock di una famiglia veronese che 6 anni dopo il suicidio del figlio, dice Livio, si è tolto la vita perché fu vittima di bullismo. A parlare sono mamma Roberta e il papà Stefano. Livio Cinetto si tolse la vita all'età di 16 anni nel 2012 senza che il tragico gesto fosse preceduto da chiari segnali d'allarme, ma
mamma Roberta e papà Stefano non sono mai riusciti a togliersi quel sospetto terribile, cioè che il ragazzo avesse deciso di farla finita perché a scuola era stato preso di mira dai bulli. Livio, e cioè che il figlio avesse appunto deciso questo tragico gesto. Un sospetto, dicono, avallato anche da un video che mostrerebbe il ragazzo schiaffeggiato dai compagni di classe. Oggi i due genitori hanno detto, lo diciamo soltanto oggi, hanno confessato con amarezza i genitori di Livio Cinetto per fare luce su un problema, il bullismo, di cui si parla ancora purtroppo troppo poco. Adesso nel Vicentino, 4 colpi di pistola contro l'abitazione di un operaio, non c'è un movente apparente, almeno in queste ore, indagano i carabinieri. Castelgomberto, paura per un 28enne operaio moldavo che si è visto sparare contro l'abitazione dove vive. 3, se non 4 i colpi d'arma da fuoco esplosi contro la porta finestra dell'appartamento al secondo piano della palazzina di via Palladio. Il 28enne si è accorto di quanto accaduto solo quando ha alzato la tapparella del poggiolo e si è trovato il vetro in frantumi. Il 28enne racconta di aver sentito dei tonfi ma stava guardando la televisione con le cuffie e sul subito non ha capito di cosa si trattasse. Fra le ipotesi degli investigatori è che a sparare potrebbe essere stata una pistola di piccolo calibro o un'arma ad aria compressa ma caricata con pallini di piombo. Il giovane, regolare in Italia con un lavoro in una ditta di Trissino senza precedenti penali e ben voluto, non ricorda di aver ricevuto minacce. Una situazione che potrebbe aprire all'ipotesi di un brutto scherzo. Ad indagare su quanto accaduto sono i carabinieri di Trissino. Adesso una tragedia della strada, l'ennesima purtroppo in Veneto, che si è consumata poco prima delle 23 di ieri sera a Lavagno. Siamo nel Veronese. A perdere la vita un anziano di 85 anni al volante della sua auto per causa ancora al vaglio della polizia stradale di Bardolino. L'anziano si sarebbe scontrato con un altro veicolo condotto da una donna, ferita poi e trasferita all'ospedale di San Bonifacio. Da capire la dinamica della tragedia, di certo c'è che l'85enne è morto praticamente sul colpo. Questa mattina invece al Tronchetto, siamo in provincia di Venezia, siamo proprio a Venezia, una tragedia sfiorata poco prima delle 6, uno scontro tra la motrice di un treno merci e un'automobile. Lo sinistro è avvenuto a un passaggio a livello senza sbarra. Secondo le prime verifiche l'impatto fra i mezzi si è verificato mentre entrambi erano in movimento, con il convoglio che avrebbe leggermente deragliato. Ferito fortunatamente in maniera non grave e incredibilmente il conducente dell'automobile, dipendente delle ferrovie, che stava recando al lavoro e che, complici la disattenzione, forse la fretta, non avrebbe dato la precedenza alla motrice. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, abbiamo visto infatti le immagini, che hanno rimosso la macchina incastrata ripristinando poi la circolazione. A proposito di circolazione, andiamo a Padova adesso, dove il bilancio del Ponte Pasquale con il nuovo telelaser binocolo è impressionante, 300 multe. La sua lente potentissima è in grado di filmare in alta definizione fino a 1 chilometro e 200 metri di distanza. Record di multe con il fondamentale contributo del nuovo telelaser binocolo tra gli automobilisti controllati dalle 39 pattuglie della Polizia Stradale di Padova al lavoro nel lungo Ponte Pasquale, lungo le arterie più importanti della provincia e in autostrada. Non misura solo la velocità, questo potente strumento è in grado anche di rilevare il mancato utilizzo delle cinture all'interno dell'abitacolo, l'uso del telefonino. Sono 326 gli automobilisti pizzicati oltre i limiti, solo 3 per fortuna guidavano ubriachi. Nel complesso un bilancio positivo perché sono stati pochi gli incidenti stradali e tutti di lieve entità. Non solo multe, a Treviso la polizia locale stanga anche chi circola con targhe straniere pur circolando tranquillamente da anni in Italia. Tutto questo per evitare di pagare bolli, di pagare tasse, un vero e proprio giro di vite. Autovetture di grossa cilindrata immatricolate all'estero con targa straniera ma con effettivi possessori italiani o stranieri residenti in Italia da decenni. È questa la situazione che si è trovata di fronte alla polizia locale di Treviso nell'ultimo periodo ed ora, dopo controlli e segnalazioni, arriva il giro di vite. Scatta la sanzione di 532 euro che dovrà essere immediatamente pagata sul luogo dell'accertamento. Pena
fermo del veicolo. In pratica alcuni automobilisti stanchi evidentemente di pagare tasse e bolli hanno escogitato questo sistema che di fatto offre dei benefici non da poco. Pagano un'assicurazione bassa, non versano il bollo e spesso i proprietari dei mezzi di grossa cilindrata riescono a scampare le multe. Infatti è stato messo in evidenza l'effettiva difficoltà nel reperire il responsabile delle violazioni commesse con quel veicolo. La notifica dei verbali ai proprietari dei veicoli esteri, nonché il sistema di riscossione coattiva italiano, è concretamente difficile. Così, mano al codice della strada, obbligo di pagare le sanzioni al momento della contestazione da parte dell'agente di polizia. Torniamo a parlare delle ex popolari venete perché ieri si è tornati a discutere del fondo di ristoro per le vittime di reato finanziario in un incontro ieri sera a Mestre nella sala parrocchiale Santa Trinità con le varie associazioni per le tutele del risparmio, tra le quali Associazione Zelino Daunara, Consumatori Attivi, Coda, Consadus, Bef Feder Consumatori. Presente era anche l'ex sottosegretario Pierpaolo Baretta, il quale ha detto, è opinione del Ministero dell'Economia, non inserire troppi vincoli al fondo. Il governo intende procedere e ha piena facoltà di farlo, pur essendo dimissionario, dunque attivo soltanto per gli affari correnti, può emanare decreti attuativi come quello necessario per attivare il fondo. La settimana scorsa una parte politica ci ha detto di arrestare tale processo e credo invece che convenga proseguire. La prossima maggioranza avrà piena facoltà di aggiustare tale misura, ma questo si potrà fare soltanto con la legge ovviamente di bilancio. Però il governo può mandare avanti anche in questa fase i decreti attuativi. Questa è una notizia importante per chi attende notizie proprio sul fondo di ristoro. Altro tema di questi giorni, altro tema caldo, quello della sfida per le Olimpiadi 2026, le Olimpiadi delle Dolomiti. Lo si è ricordato anche ieri durante la visita del Presidente del Senato a Palazzo Balbi, che ha parlato con il governatore Luca Zaia. Ieri sera, ospiti a 20:10, c'era anche il Presidente di Federalberghi Belluno Dolomiti. Con lui si è parlato ovviamente anche di questa sfida. Allora sentiamo cosa dice anche dei passi che occorrono fare per arrivare pronti a questa sfida. Sentiamo. Non avremo di certo bisogno di colate di cemento perché la ricettività, volendo, c'è, comprendendo tutte le 5 province della zona Dolomiti UNESCO. Chiaro, servono infrastrutture importanti per arrivare in quelle zone, perché il problema spesso è che si fa fatica ad arrivare in certe zone. Quindi dovremo lavorare più su quello che non su infrastrutture altre. Gli stadi del ghiaccio ce li abbiamo, lo stadio del salto è a Predazzo, dove fanno i mondiali, spesso i mondiali di sci nordico. Cortina avrebbe bisogno solo del ripristino della pista di bob, considerata dai bobbisti tecnicamente una delle migliori al mondo. Il villaggio olimpico di fatto già... Il villaggio olimpico, abbiamo il villaggio Eni di Borca di Cadore con migliaia di posti letto, tra l'altro bellissimo, perché io ci sono stato in una delle villette del villaggio Eni. È bellissimo perché tra l'altro sono progettate in quel modernariato anni 70 molto, che guardava avanti. Mi verrebbe quasi da dire, se danno le Olimpiadi invernali a Milano, dateci quelle estive a Cortina, tanto teniamola pure come battuta questa. Dalle parole di Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno Dolomiti, torniamo alla cronaca. Abbiamo aperto parlando dell'indagine antiterrorismo nord-est con le indagini di Trieste e Udine e quel minorenne indagato. E stamattina un allarme bomba in laguna per un termos abbandonato in piazza San Marco. L'allerta poco dopo le 11 di questa mattina, sul posto l'intervento di 2 squadre dei Vigili del Fuoco, cui è spettato il compito di mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente appunto non c'era l'ordigno, ma è scattato ovviamente il protocollo come in tutti questi casi. Indagine invece a Verona della Digos per l'aggressione avvenuta in un caffè, in un bar di Verona
con lo scontro tra le tifoserie del Napoli e del Chievo, con la polizia scaligera che ha denunciato 35 tifosi campani. I fatti risalgono al 5 novembre scorso, quando in pieno giorno, poco prima dell'inizio della partita Chievo-Napoli, il bar Caffè Oro Bianco venne preso letteralmente d'assalto da un gruppo di una trentina di persone riconosciute dai testimoni come supporters del Napoli. Ora sono stati individuati e denunciati in 35. E a Padova invece, tardo pomeriggio di ieri, paura per un incendio divampato in un'azienda che produce componenti per calzature a Vigonza. Mancano pochi minuti alle 18, Vigonza è zona artigianale di Via Germania. Le fiamme si sviluppano velocemente all'interno di questa azienda che produce componenti per calzature. Le fiamme bruciano dei pallet di cartoni, producendo una notevole quantità di fumo che subito invade l'intero capannone. Scatta l'allarme e sul posto arrivano 2 mezzi dei vigili del fuoco. Il personale presente in azienda viene fatto uscire. Ci vogliono 2 ore di lavoro serrato per mettere in sicurezza l'area. Spente le fiamme, i pompieri provvedono alla reazione dei locali. Tanta paura ma nessun ferito. Restano da capire le cause su cui sono al lavoro i tecnici dei vigili del fuoco. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio per un'edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo da Treviso e dal tema viabilità e aeroporto con la Giunta che ribadisce la linea dura con Save e ai cittadini del quartiere di Sant'Antonino sulla questione del Terraglio Est conferma il suo no al completamento. Sull'aeroporto non accettiamo forzature è il messaggio che il sindaco Giovanni Manildo ieri a San Lazzaro a incontrare i cittadini dei quartieri sud della città invia a Enrico Marchi. Siamo e saremo fermi nei confronti di Save, dice, prima di firmare qualsiasi piano di sperimentazione pretendiamo che venga fatta la giusta chiarezza. L'ente gestore aveva proposto a Cassugana di sottoscrivere un protocollo di sperimentazione dei voli che il comune di Treviso non intende però ratificare a scatola chiusa e per questo ha chiesto all'ENAC di inviare a Treviso un perito in grado di spiegare come dovrà essere effettuata la sperimentazione e quali ricadute concrete avrà sul territorio. Dall'aeroporto alla viabilità, ai residenti di Sant'Antonino, la Giunta ha ribadito di non volere il completamento del Terraglio Est e di stare continuando a lavorare per la liberalizzazione dell'A27. Sant'Antonino, ma la città non ha bisogno del Terraglio Est, non serve, andrebbe ad appesantire e ad aggravare ancora la situazione della viabilità, oltre a essere una colata di cemento assolutamente inaccettabili per quella che è ancora un'oasi, se vogliamo, naturale, quella dell'Ansa del Sile. Quartiere, quello di Sant'Antonino, che deve affrontare anche la nuova sfida della cittadella della salute e anche su questo, in tema parcheggi, la Giunta ha un orientamento preciso. Se l'accordo di programma prevede 1000 nuovi posti auto, e la decisione è quella comunque di procedere per stralci, ecco, io penso che dopo il primo stralcio di 250 stalli ci si possa fermare, fare un ragionamento, vedere le effettive necessità e se serve magari decidere di non procedere oltre. Dalla viabilità al tema del lavoro, con l'amarezza, la rabbia dei lavoratori a Venezia per le ultime novità sul caso Coin. Ce le dice in diretta telefonica da Venezia Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, è proprio come hai detto tu, buongiorno da Venezia, peggiore epilogo non ci poteva essere per la vicenda Coin. Il giudice civile ha respinto la proroga dello stratto richiesta da Coin Excelsior Venezia e per i quasi 100 lavoratori il futuro è momentaneamente a tinte fosche. Le motivazioni della sentenza saranno rese note fra 15 giorni e in questo lasso di tempo si conoscerà pure l'esito dell'impugnazione dell'atto con il quale l'ufficiale giudiziario ha intimato alla società di lasciare lo stabile il prossimo 12 aprile. Delusione e amarezza hanno espresso i sindacati. Coin sta cercando una nuova sede dove poter trasferire lo storico negozio veneziano, ma nel frattempo, come saprete, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 30 dipendenti. Lunedì prossimo ci sarà un incontro in regione al quale parteciperà anche l'assessore comunale di Venezia, Renato Boraso. Da Venezia è tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Ancora Venezia e ancora lavoratori protagonisti, perché preoccupati del loro futuro sono quelli che hanno avvicinato ieri proprio il Presidente del Senato Casellati a Venezia.
Appello alla neopresidente del Senato Maria Elisabetta Casellati da parte dei lavoratori dei musei civici veneziani che temono di perdere il posto in seguito al nuovo bando sull'affidamento di alcuni servizi. La consigliera PD Monica Sambo ha consegnato alla senatrice una lettera firmata da 6 ex dipendenti non riassunti dal nuovo consorzio. La senatrice ha accolto di ricevere la lettera, speriamo, anche perché nel suo discorso oggi si è rivolta soprattutto alle donne e anche e soprattutto alla precarietà nel lavoro, ma anche alimentare. Di conseguenza noi speriamo che dalle sue parole potrà anche intervenire per aiutare questa situazione che si è creata e quindi cercare di intercedere con le nuove società per far sì che tutti i lavoratori, ma soprattutto, ripeto, tutte le lavoratrici possano essere di nuovo assunte dai musei civici. La nuova azienda, si legge nella missiva, ha riassunto solo i lavoratori disposti a rinunciare all'anzianità e ai minimi garantiti dei precedenti appalti, mentre per gli altri si è aperta la solitudine della perdita del posto. Questa stessa sorte potrebbe capitare a centinaia di loro colleghi. Più di un terzo dei lavoratori dei bookshop praticamente non è stato confermato, si apre così una prospettiva terribile per i 400 che sono in attesa degli altri 3 settori che devono essere in qualche modo assegnati, e quindi sono tutti un po' in fibrillazione e temono appunto per il loro posto di lavoro. E adesso il basket, restando sempre a Venezia, con l'annuncio del capitano del Reyer, Thomas Ress, che ha detto a fine stagione lascerò il basket giocato, una scelta presa serenamente nonostante il desiderio fosse quello di continuare per un'altra stagione. La decisione è stata abbastanza semplice, ha detto, ho fatto delle valutazioni con lo staff medico, ma i problemi fisici sarebbero stati deleteri per il mio futuro, quello da persona normale. Il capitano orogranata soffre di una artrosi all'anca, si sarebbe dovuto operare in estate per un intervento però difficile da recuperare per un 38enne. Di qui la scelta di smettere a fine stagione, una carriera straordinaria, quella del capitano della Reyer, un palmarès che parla di 7 scudetti, 6 vinti con la Siena l'imbattibile Siena di Simone Pianigiani, e poi l'approdo nel 2014 alla Reyer, di cui è diventato anche capitano e che ha portato insieme ai suoi compagni allo storico scudetto dello scorso anno, il terzo di Arogranata dopo 74 anni di attesa. A fine stagione dunque l'addio di Ress, però c'è anche il presente da guardare e da valutare. Il presente parla di una squadra in buona forma, il punto con uno dei giocatori, Bruno Cerella, proprio alla vigilia della prossima sfida di domani. In attesa della partita fuori casa domenica contro Reggio Emilia, l'Umana Reyer traccia un bilancio sul suo attuale stato di salute, soprattutto alla luce dei recenti risultati in Coppa Europa e in campionato. La vittoria contro Avellino ha dato particolare soddisfazione a coach De Raffaele, che aveva commentato post partita: se giochiamo con questa voglia di sacrificarsi possiamo fare strada. Idea condivisa da tutta la squadra. Penso che moralmente stiamo bene, siamo contenti sia della partita che abbiamo fatto contro il Nizhny Novgorod, sia la partita in casa con Avellino, dove il primo tempo è vero che abbiamo faticato, sapendo che loro sono una squadra comunque fisica e di talento, però il secondo tempo soprattutto abbiamo fatto una partita solida, ci siamo divertiti e partendo dalla difesa siamo riusciti a fare il break che ci ha dato il vantaggio finale. Poi siamo stati anche bravi a mantenerlo quel parziale che avevamo fatto. Penso che è partito tutto da lì, dall'energia che ci avevamo messo in difesa, abbiamo limitato il loro potenziale offensivo, siamo riusciti a correre e a divertirci. Con lo sport si chiude questa prima edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica asciutta e stabile ovunque, tuttavia il tempo inizia lentamente a cambiare con l'arrivo di più nubi entro la serata. Sul Veneto sarà per lo più soleggiato, sia pure con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso. In serata aumentano le nubi, specie sui settori occidentali, con qualche debole fenomeno associato. Le temperature minime saranno comprese tra 5 e 9 gradi,
valori massimi invece oscillanti tra 15 e 18 gradi circa. Tempo asciutto anche sul Friuli Venezia Giulia. La giornata sarà all'insegna del sole prevalente un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà infatti poco o parzialmente nuvoloso, più nubi col passare delle ore ma innocue. Le temperature minime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, valori massimi invece compresi tra 16 e 19 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qualche nube in più al mattino sui settori meridionali, ma senza fenomeni degni di nota. Ampio soleggiamento altrove, con cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso, tanto sole altrove. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 18 e 19 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.